Anche dagli industriali del Veneto si leva forte la voce perché non si fermi la TAV. Semplice quanto chiara la posizione espressa oggi dalla presidente vicaria di Un'Industria Veneto Centro. Gli investimenti comunque si fanno su un medio-lungo termine, perciò se sono stati cantierati effettivamente vanno avanti, noi non fermiamo, non siamo quelli. Una posizione critica su un tema di rottura come un governo che secondo la presidente vicaria manca in genere di visione a lungo termine. Oggi assistiamo più a uno scambio, cioè io ti do questo, tu mi dai quest'altro, ma il progetto che noi abbiamo lanciato oggi che valenza ha? Quello di avere un orizzonte temporale e di avere una visione, cosa che noi oggi non vediamo nel nostro Paese. E il progetto in questione invece vuole impostare il Veneto dei prossimi 20 anni, partendo dalla crisi del 2008, che ha chiuso aziende e svuotato capannoni. Il Veneto è dopo la Lombardia la regione più cementizzata d'Italia, 92.000 capannoni di cui il 35%, ovvero 32.000, solo tra Padova e Treviso, uno ogni 35 abitanti. Di questi almeno 11.000 sono chiusi o inutilizzabili, con pericolo che vengano riempiti illegalmente, come è già capitato, di rifiuti tossici. Per questo è stato sottoscritto dall'Associazione Pubbliche Amministrazioni l'iniziativa per censire ogni struttura industriale presente nelle due province. Verranno rilevati luogo, età e servizi collegati, quale riconversione sia possibile per un capannone o addirittura se un'intera area industriale abbia ancora un senso di esistere. E tutto questo attraverso la raccolta dati da diverse fonti, tutti con un unico archivio. Questo grande database che permetterà a tutti di avere dati omogenei e perciò sia le amministrazioni pubbliche in generale sia gli imprenditori. Questi dati omogenei ci permetteranno poi di pianificare tutti insieme, ognuno col proprio ruolo ovviamente, quello che è il domani, il futuro del nostro territorio.